Anche l'angolo della presentazione. No, diciamo era Neanche. Ciao Miguelino. certo. Non era in La nostra gratitudine e riconoscenza è rivolta anche alle molte autorità civili qui presenti. Qualche anno fa, che in tempo così breve ci saremmo trovati qui nella festa di San Bartolomeo per inaugurare questo oratorio restaurato. Credo che sia per tutti un motivo di grande gioia. Io, parroco di Nogara, insieme a Don Ulisse, il parroco di Sanguinetto, qui confinanti, e anche di Don Pier Giorgio, parroco di Macacari, le tre parrocchie che confluiscono qui alla chiesetta di Tavanara, siamo molto lieti questa sera anche di accogliere il nostro nuovo vescovo, Monsignor Giuseppe Zenti, che, come è stato accennato, nei primissimi momenti della sua nomina a vescovo di Verona ha accolto l'invito che gli è stato rivolto. Innanzitutto un saluto particolare a nome di tutta l'amministrazione comunale di Nogara, a Sua Eccellenza Monsignor Zenti, che sono anch'io molto lieto di avere questa sera qui presente con noi, al vicepresidente della provincia Antonio Pastorello e della Banca Popolare di Verona, e così come quelli della Fondazione e di tutti gli enti presenti. Consentitemi un ringraziamento ai vigili urbani di Nogara che si sono prestati e sono presenti questa sera così per dire. E permettetemi di fare un saluto particolare a Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Zenti, nostro Vescovo. Un saluto alle autorità, a tutte le autorità presenti, e vi porgo anche il saluto del nostro Presidente, il Professor Elio Mosele, che oggi non ha potuto essere qui. Posso passare un attimo?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Il mio saluto è rivolto con tanta cordialità a ciascuno di voi qui presenti. Formiamo davvero una chiesa all'aperto, accanto a questa chiesa restaurata, che valeva la pena di restaurare. Il mio saluto è quello di essere pastore di questa chiesa di Verona, tornato in patria come vescovo. So bene, e ogni tanto esce anche l'appellativo di eccellenza, però io lo metto in vendita, perché adesso si dice questa è un'opera di eccellenza, un ospedale realizzato ma di eccellenza, professionalità di eccellenza. Ecco, diamo l'eccellenza a chi se lo merita e a chi lo vuole. Insomma, io mi chiamo, sono Vescovo Giuseppe, questa è la mia denominazione, siete d'accordo, vero? Ecco. Anche per semplificare le cose e non complicarle più del necessario, vogliamo celebrare questa Eucaristia nel modo migliore possibile. Anzitutto affidandoci alla grazia del Signore che ci purifichi dentro di noi, ci renda belli, limpidi, ariosi dentro nel nostro cuore, vuol dire. Confesso